Sono momenti molto pesanti per l'intera regione, è un momento nel quale ci rendiamo conto in modo direi diretto, drammatico, con conseguenze molto pesanti, di quello che sta succedendo nel mondo. Io nei giorni scorsi ho sentito molto discutere dell'evento, hanno molto parlato, talvolta spesso a proposito, talvolta anche a sproposito, tecnici di ogni natura per classificare l'evento. Allora io mi baso semplicemente su quello che dicono i meteorologi e credo che le valutazioni fatte da geometri, geologi, tutta un'altra serie di professionisti che si sono improvvisati esperti del mutamento climatico e degli eventi derivanti dal clima e dagli eventi atmosferici siano poco significativi. Quello che c'è di vero è che si è riversato sul territorio della Sardegna, si è riversata una bomba d'acqua, una quantità d'acqua come da moltissimo tempo, si è parlato di centinaia di anni, si è parlato di un millennio, come da moltissimo tempo non si era visto. Io personalmente in questi giorni ho cercato di stare il più vicino possibile ai territori colpiti, quindi ho avuto l'occasione di visitare direttamente i luoghi, di incontrare le persone che sono state colpite e continuerò a farlo immediatamente dopo la giornata, dopo questo appuntamento proseguirò il mio percorso per quei luoghi e ho visto quelli che sono stati gli effetti della furia dell'acqua. E allora mi sembra veramente qualcosa di incomprensibile ritenere questo evento non straordinario, ma mi sembra ancora più incomprensibile se noi ragioniamo su quello che sta succedendo nel mondo rispetto a questo tipo di eventi. L'ingegner Cocco, che ringrazio, al quale vanno i miei complimenti perché ha impersonificato nel modo direi migliore la capacità, la determinazione e la passione che anche la parte pubblica mette nel futuro, nel cavalcare il futuro, perché spesso la parte pubblica si parte da un luogo comune, non funziona niente nel pubblico, funziona solo nel privato. Non è così, abbiamo tante testimonianze importanti di quello che succede anche nel pubblico. Con una delle sue slide ha detto se non incominciamo e se non lo facciamo in modo adeguato a difendere il pianeta si difenderà da solo. E questo evento di oggi non è altro che uno dei tanti ai quali ci mettono davanti le cronache quotidiane, non le nostre, quelle mondiali. I telegiornali proiettano nelle nostre case immagini di disastri, dallo tsunami ai cicloni, a quegli eventi che portano tanta disperazione e tanta distruzione, come è successo qui da noi. Allora è qualcosa forse di significativo ma fatale che l'incontro di oggi sia stato programmato ben prima naturalmente degli eventi della scorsa settimana e si tenga però proprio oggi, immediatamente dopo quegli eventi. Perché si è parlato molto di quello che c'è da fare e quello che si poteva fare, di quella che è la macchina dell'emergenza, la macchina dei soccorsi, di tutte le iniziative mirate a ridurre il rischio idrogeologico, di quello che è l'aspetto relativo alla messa in sicurezza dei nostri territori. Però si è parlato poco e si parla poco del problema vero, perché tutte le cose di cui si sta parlando in questi giorni sono quelle sulle quali è giusto interrogarsi, è giusto chiedersi se tutto è stato fatto al meglio, è giusto immaginare di poter migliorare. Credo che altre valutazioni vadano lasciate ad altri organi, perché non spetta né al Presidente della Regione e credo neanche ai direttori di giornali fare processi a chi che sia. Ci sono degli organi che sono deputati a questo e sono sicuro che faranno il loro lavoro. Però parlare di quell'aspetto è parlare in modo monco della vicenda, perché si parla di tutto quello che noi possiamo fare rispetto al manifestarsi degli eventi, rispetto a un qualche cosa che ha alla base però le cause, le origini, e parliamo poco di quello che possiamo fare invece per affrontare il problema alla base, per andare all'origine del problema.
E allora l'origine del problema è certamente data da quello che succede nel nostro pianeta rispetto al cambiamento climatico. La Regione una riflessione su questo tema la sta facendo da molto tempo, la sta facendo in modo molto serio, la sta facendo ponendosi come leader e all'avanguardia sul fronte nazionale ed internazionale. In Nigeria Coco ha ricordato l'esperienza fatta sugli acquisti verdi, ci sono, ma non solo, il supporto dato alle amministrazioni locali e alle imprese per orientare il mercato, per orientare un movimento, un sistema economico verso quel tipo di economia. C'è anche dell'altro, la Regione ormai da diversi anni ha alla presidenza della Commissione Energia, Ambiente e Cambiamenti Climatici al Comitato di Regione di Bruxelles, quindi è leader anche sul fronte europeo nel trattare e discutere di queste problematiche. E oggi forse ci rendiamo conto veramente di che cosa significa, perché spesso ne parliamo e spesso questo nostro impegno, questo nostro ruolo viene classificato come dire, una delle tante cose che si fanno in questo mondo moderno che cambia, dove c'è l'Italia, c'è l'Europa, ci sono tante persone che si occupano di cose anche un po' futuribili. Non sono cose futuribili, perché il futuro è già arrivato alle nostre case, o ci attrezziamo per cavalcarlo nel modo adeguato, o quel futuro ci travolgerà. E allora perché è importante, e ho ritenuto comunque doveroso partecipare, ed è importante parlare di sviluppo sostenibile, è importante parlare di green economy, perché è quella la strada per cavalcare il futuro, perché ci sono diverse ragioni per fare una scelta di questo tipo. La prima, l'ho detta con queste poche parole, c'è una responsabilità che deve stare dentro ciascuno di noi, e tanto più nella classe dirigente, in tutti coloro i quali hanno responsabilità di decisione, di scelte, ed è quella di affrontare il tema dei cambiamenti climatici alla base, e quindi fare tutto quello che è necessario per evitare che il mondo che verrà, che il mondo che è già arrivato, ma soprattutto quello che verrà, sia un mondo capace di risolvere, affrontare il problema e risolverlo, per evitare questa spirale negativa perversa. Ma poi ci sono ragioni che vanno anche oltre, che partono da questo assunto e fanno considerazioni molto più banali, molto più semplici, che sono quelle della riconversione di un sistema produttivo. Noi abbiamo un sistema che è superato, noi abbiamo un sistema che è un modello che purtroppo è ancora basato su vecchi presupposti, ormai superati, che è basato su uno scenario che è uno scenario superato. Noi abbiamo ereditato dal passato, non parlo del passato recente ma anche lontano, una Sardegna che è una terra d'Europa con forti svantaggi competitivi e che ha ancora dei presupposti che affondano le loro radici in un modello industriale che è fatto di industria pesante. Si è parlato del petrolchimico, della chimica, ma non solo. Da Porto Torres, passando per Ottana, arrivando al Sulcis, ci rendiamo conto che ci sono delle realtà industriali che non sono più in grado di competere in un mercato globalizzato, in un mercato internazionale, un mercato nel quale, che ci fa assistere, lo dico spessissimo e mi piace ripeterlo, a quel fenomeno della delocalizzazione dei fattori della produzione, che fa sì che un impianto industriale venga all'improvviso, dall'oggi al domani, preso e spostato in altri territori, in altri paesi e anche extraeuropei, perché i fattori della produzione, l'energia, il costo del trasporto, ma quelli che sono i costi indiretti che derivano dal livello di infrastrutturazione dei territori, si acquisiscono a minor prezzo, e quindi ci sono dei territori che sono più competitivi del nostro e gli impianti vengono presi e spostati. Allora noi abbiamo una responsabilità, dobbiamo interrogarci non solo sul cambiamento climatico, anche su quello che sono le conseguenze sul sistema, e cercare di capire quali sono le scelte migliori da fare. Queste scelte partono da una considerazione: quali sono i fattori della produzione sui quali noi possiamo puntare, non facilmente delocalizzabili, e quindi che diventano un valore aggiunto. La considerazione che viene naturale quando si fanno questi ragionamenti è dire che dobbiamo ripartire da noi stessi, perché quali sono i nostri fattori della produzione? Certamente l'aspetto ambientale, quello del paesaggio, quello della natura che ci ha regalato una terra straordinaria, quello del sole, del vento, delle condizioni meteorologiche adatte per cimentarsi in modo importante e serio nel campo delle
energie alternative, ma poi quello della storia, della cultura, del nostro patrimonio enogastronomico, l'agricoltura, tutto quello che sono fattori che oggi possono fare differenza rispetto a delle produzioni che siano produzioni di alto valore aggiunto, che siano produzioni capaci di resistere all'impatto della concorrenza sui mercati. Allora la scelta della green economy, la scelta di un modello di sviluppo sostenibile al passo e perfettamente coerente con la direzione nella quale va il mondo, è una scelta obbligata, è una scelta naturale. È una scelta non particolarmente illuminata, perché forse andava fatto prima di questi pochi anni nei quali la stiamo praticando, andava fatta molto tempo fa, forse ci si doveva interrogare non 5 anni fa, ma 10 anni fa, 20 anni fa probabilmente, per fare scelte di tipo diverso. E comunque sia, qui siamo e qui oggi con questa realtà dobbiamo fare i conti e dobbiamo andare avanti anche molto velocemente. L'ingegnere Coco ha dato un quadro di quello che sta facendo la Regione. Io aggiungo che noi abbiamo promosso un progetto molto importante che si chiama Sardegna Show 2.0, che un po' è alla base del nostro modello di sviluppo nuovo, che ha voluto dare a tutte le amministrazioni locali la possibilità di orientare le proprie scelte, i propri investimenti verso il settore del risparmio energetico, il contenimento energetico e della produzione di energia a fonti alternative e dello sviluppo sostenibile. Abbiamo sostenuto e finanziato 21 comunità per una settantina di comuni che sono andate in quella direzione, li abbiamo aiutati a fare il piano di azione per l'energia sostenibile, li abbiamo aiutati a individuare i progetti che in questo campo potessero fare, e sono progetti per oltre 150 milioni di euro che sono stati individuati. Abbiamo messo in campo risorse finanziarie, abbiamo fatto partire il fondo Jessica, sono circa 70 milioni che sono orientati in questa direzione. Tutto questo si aggiunge a quello che vi è stato illustrato prima e che è un'azione che già da molti anni va avanti in questa direzione. Credo che la cosa importante sia che anche gli altri attori del sistema, le nostre imprese che sono sollecitate in questo senso, ma gli attori che hanno una responsabilità importante, e il sistema bancario è uno di questi attori che ha una responsabilità, debbano orientarsi per favorire questo tipo di processi, per essere capaci di mettere in campo strumenti all'altezza della situazione, strumenti moderni, essere capaci di guardare lontano, perché nessuno più della classe dirigente e degli attori del sistema hanno questa responsabilità, e quindi guardando lontano, interpretando questo presente, guardando al futuro e mettendo in campo tutte quelle che sono le azioni utili e opportune. È un momento importante per tutti, è un momento importante per la nostra regione, è un momento importante per le imprese, nello stesso tempo è un momento anche molto difficile per tutti. C'è necessità di grande senso di responsabilità. Questa responsabilità credo che attraverso iniziative di questo tipo, attraverso uno sguardo al futuro, attraverso un essere concreti e operativi, la si possa mettere in campo nel modo più giusto e più opportuno. Forse l'augurio che io mi faccio è che da queste iniziative parli una sensibilità diversa, e che magari anche i nostri media incomincino a parlare di questo, un po' più di questo e un po' meno della questione che riguarda la correttezza dell'allerta di quello che è stato dato ai comuni, se è stato dato in tempo utile oppure in tempo non utile, perché sì, anche di quello si deve parlare, ma una volta che si dice una volta basta, poi ci sono, ripeto, altri che decideranno che cosa si deve fare. D'altra parte però mi sembra giusto dirlo, è un po' anche curioso che si faccia il processo a un sistema di questo tipo e nello stesso tempo coloro i quali fanno il processo sono gli stessi che la domenica pomeriggio hanno ricevuto, come hanno ricevuto i sindaci, l'avviso di criticità elevata, di allerta massima, e non mi pare che nei telegiornali, nelle pagine del giornale del giorno dopo ci fosse neanche uno straccio di avviso, di comunicazione alla gente in questo senso. Allora incominciamo a fare tutti quanti il nostro dovere, incominciamo a essere tutti quanti responsabili, incominciamo a lavorare sulle cose che servono veramente a cavalcare il futuro, non solo quelle che sono il frutto dell'emergenza e della rincorsa sempre dei problemi, perché i problemi non vanno solo rincorsi, i problemi vanno affrontati alla radice. E allora complimenti al Comune di Uras, io li farò personalmente al Sindaco che vedrò
tra poco per quello che è stato capace di fare. Complimenti a tutti gli altri soggetti che hanno dato un contributo in questa direzione e complimenti naturalmente alla Sarda Leasing, che in questo frangente sta dimostrando di essere uno di quei soggetti che ha saputo in un certo momento storico guardare lontano, che ha voluto a tutti i costi quel futuro attualizzarlo e cavalcarlo, e mi pare che i risultati di questo lavoro si vedano, e queste sono le cose forse delle quali si deve parlare un po' di più, perché ci sono anche tante cose che vanno bene in un quadro in cui certamente tante altre vanno male, e io credo che un contributo si possa dare anche incominciando a guardare al bicchiere mezzo pieno. Grazie.